Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta per Davide Licata, il dodicenne di Favara, morto la scorsa settimana mentre era in palestra per gli allenamenti di basket, il suo sport preferito. Ieri pomeriggio, nella chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo di Favara, gremita e con tantissima gente rimasta fuori nel sagrato, si sono svolte le esequie. Una concelebrazione presieduta dal vicario dell'arcivescovo di Agrigento, don Giuseppe Cumbo, presente il sindaco Antonio Palumbo. A dare l'ultimo saluto al piccolo Davide e ad esprimere cordoglio ai familiari tantissima gente. I compagni di scuola dell'Istituto Guarino, gli amici, i compagni del basket, presente anche una folta rappresentanza della Fortitudo Moncada Agrigento, squadra di cui Davide era tifosissimo, che milita in A2. Sulla bianca bara, oltre a tantissimi fiori, anche la canotta numero 24, la sua maglia biancazzurra indossata anche dai suoi compagni. Indescrivibili i momenti di commozione e di struggente disperazione che hanno accomunato tutti i presenti. All'uscita del feretro un lungo applauso con decine di palloncini bianchi per salutare l'ultimo viaggio di Davide Licata. Il carro funebre si è fermato nel piazzale accanto alla chiesa, dove è installato un canestro e dove Davide e i suoi compagni erano soliti giocare a basket. La tragedia è avvenuta nella serata di martedì 21 marzo. Davide era intento ad un allenamento di basket nella palestra della scuola Guarino insieme ad altri compagni. All'improvviso avrebbe accusato un forte mal di testa accasciandosi al suolo. Inutili i soccorsi subito prestati dal coach e quindi dai sanitari del 118 giunti sul posto. Mercoledì scorso è stata eseguita l'autopsia nell'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento da parte del medico legale, dottor Alberto Alongi, e dall'anatomopatologo, dottor Emiliano Maresi. Gli specialisti consegneranno ai magistrati la relazione entro 90 giorni per fare piena luce sull'esatta causa del decesso del piccolo.